Ora o mai più serve una vittoria per passare davanti a tutte le altre. Il buon momento fa ben sperare. Amici di Sportisili, un saluto da Salvo Geraci. Benvenuti alla Fincantieri, il derby Cus Palermo Real Palermo, 14ª giornata del campionato Under 18 Sicilia. Cus oggi che con una vittoria può scavalcare il Trapani e andare prima in classifica. Sulla carta si può fare contro la peggior difesa del campionato, battuta già all'andata dalla squadra di Rao per 9-1. La vittoria sul Costa Gaia del Cam ha dato il via al miglior momento della stagione, mentre il Real Palermo al contrario sta affrontando il peggiore dopo il 2-1 subito in casa del Visser. Un successo manca da dicembre, mentre in trasferta da novembre. Le due formazioni: Cus Palermo con Procida in porta, dopodiché Giannone, Pappalardo, Calvaruso, Falanga, Fucile, Arena, Capizzi, Favata, Castronovo e Mamone a disposizione di Mattia Rao, mentre il Real Palermo risponde con Polonia in porta, dopodiché Costa, Giuseppe Ferrara, Montalbano, Aiosa, Nawanaj, Danna, Modica, Loverso, Loiacono e Vincenzo Acquista a disposizione di Gaetano Pagliaro. L'arbitro della partita è Alberto Bonomonte di Palermo. Quasi tutto pronto per il calcio d'inizio, clima sereno oggi in città a Palermo, dunque non ci dovrebbero essere sorprese dal punto di vista meteorologico. Primo pallone che verrà gestito dal Real Palermo in completo nero, mentre il Cus risponde in maglia rossa e pantaloncini giallo fluo. Ultimi soliti check da parte dell'arbitro. Cus Palermo schierato con il 4-4-2, mentre il Real Palermo con il 4-3-3. Tutti comodi, inizia Cus Palermo, Real Palermo. Pallone girato in fascia, non passa a Costa. C'è subito il tocco di Falanga. Ed è rimessa per il Real Palermo. Il pallone in avanti con il servizio fuori. E subito il Cus Palermo prova ad andare a colpire in velocità. Arena rimessa lungo linea per Mamone, gira dietro da Calvaruso. Ancora Calvaruso cerca il cross, lo ottiene, il pallone attraversa tutta l'area di rigore, il pallone preso da Falanga, il sinistro deviato in calcio d'angolo da Costa. E già c'è la prima opportunità per la squadra di Rao. Va Falanga alla battuta, un po' di movimento in area, colpo di testa che non c'è, l'aveva presa quasi Mamone, spazza via il Real Palermo che propone in avanti dalle parti di Paolo Danna. Ferma tutto però Giannone, ancora Danna si mette davanti a lui Castronovo a fermarlo verso l'interno del campo. Il Cus Palermo che gira in profondità, l'appoggio di Mamone per l'arrivo di Fucile, un po' in ritardo, arrivo di Loiacono, giralo verso, voleva la fascia, interviene Castronovo, pallone sfila con Costa che non lo aggancia più, altra rimessa laterale. E già in campo c'è diverso movimento da entrambe le parti. Questo che viene dal 2-1 in casa del Costa Gaia del Cam, vuole dare questa continuità, la sesta vittoria consecutiva in questo campionato Under 18. Loiacono apre tutto alle parti di Danna che vuole superare in velocità Giannone, perde però il duello.
Giannone, nel colpo di testa di Calvaruso, interviene Costa, ci mette la testa anche Montalbano, altro pallone in avanti con Mamone che ha provato a metterla verso il cerchio di centrocampo, guadagna comunque la punizione il Cus Palermo. La battuta è corta, si va da Pappalardo, Capizzi, Pappalardo che nella prepartita ha fatto delle prove di corsa, sembrava esserci qualche problemino, il centrale regolarmente in campo. Mamone, l'appoggio verso Calvaruso, fermato da Montalbano. Costa va da quelle parti, Mamone cade a terra, non c'è la punizione secondo l'arbitro. È stato ciò che ha cercato Mamone, l'intervento è stato regolare sul pallone. Il recupero di Favata, lui sì che guadagna il fallo, la punizione. Castronovo andrà alla battuta, Favata si rifugia in difesa da Pappalardo che va palla al piede, lancio lungo, intervento di Aiosa, capitano del Real Palermo. L'arrivo di Calvaruso, pallone girato verso la fascia di sinistra con Mamone che rincorre, e Costa che batterà la prossima rimessa. Il colpo di testa all'indietro, Pappalardo in fascia, Giannone se ne va molto bene, la mantiene anche. Il passaggio per Falanga, Castronovo gira dall'altro lato, il pallone preso dal Cus con Calvaruso, il passaggio ancora in fascia, ancora per Arena che è salito. C'è il calcio d'angolo, dato il contrasto effettuato da Giuseppe Ferrara. È stato cambio all'ultimo minuto, in formazione doveva giocare Loca che invece si siede in panchina. Parte la traiettoria, saltano tutti, il colpo verso la porta, è andato vicino alla rete Capizzi e questa già è un'opportunità più concreta. Ad aspettare Capizzi e Pappalardo per tornare da Stefano Procida. Mamone fa da sponda per Fucile. Sono loro due questo pomeriggio a essere la coppia d'attacco per il Cus Palermo. Invece il Real Palermo si affida ai tanti gol di Paolo Loiacono, che è il bomber della squadra di Pagliaro. 10 gol, entrato in doppia cifra dalla scorsa partita, in cui però c'è stata la sconfitta contro il Vissere per 2-1. Occhio al pallone in mezzo, proprio Loiacono aveva calciato dalla distanza, pallone salvato in qualche modo da Calvaruso, rimessa guadagnata. Fucile, pallone lungo ad intercettare, però c'è Nawanaj. Mamone allarga nel tocco di Costa, punizione però causa del fallo su Attilio Mamone, lui che invece ha segnato uno dei 2 gol nella sfida di Alcamo contro il Costa Gaia. Fucile piazza, pallone largo,
Nawanaj tra le linee, recupera subito il Cus, Fucile si inserisce, sinistro di Fucile e già c'è il gol del Cus Palermo, 1-0 dopo 9 minuti con Ivan Fucile. Il pallone recuperato dalla punta del Cus Palermo, 1-0. Un po' una disattenzione difensiva del Real Palermo, che ha dovuto subire il primo gol del pomeriggio con la rete segnata da Fucile, che così sale a quota 5 in questo campionato. È stato lui l'altro marcatore nella sfida di Alcamo assieme a Mamone. Si va ancora avanti in fascia, fermato però il Cus Palermo da quelle parti. Pallone consegnato al Cus Palermo e si riparte. Viene chiesto il giro palla alla squadra di Rao. Cile che ha trovato i gol soprattutto nelle partite del 2022. 5 gol con quello di oggi, tutte marcature singole, quindi nessuna doppietta. A stare in alto c'è la coppia Mamone Corda. Corda che però non c'è oggi. Si deve ribattere la rimessa laterale. L'arbitro ha dato l'ok per riconsegnare il pallone in dietro da Giuseppe Ferrara. Adesso ferma nuovamente il gioco. Nulla di che. Contrasto tra Giuseppe Ferrara e Fucile. La battuta di Capizzi. Pappalardo. Il passaggio di Castronovo, il giro palla del Cus Palermo in difesa. Lancio lungo di Pappalardo, il pallone stava passando e recupera tutto Fucile. Ancora Fucile, c'era Calvaruso largo, vuole l'altro lato con Falanga, il tiro arriva con la respinta di Polonia. Anche il tocco del palo ad aiutarlo. E già il Cus Palermo va vicino al raddoppio. Lancio in fascia. Va dietro Calvaruso, Capizzi, il contrasto con Alessandro Loverso. Alla fine Castronovo va da Pappalardo.
Favata. Nuovo lancio. È fuori gioco però. Ferma tutto l'arbitro per questo fuorigioco fischiato su Giannone, che si era fatto la fascia. Punizione battuta dal Real Palermo, un po' isolato però lo Iacono. Come detto, lui ha segnato nel 2-1 subito per mano del Visser. C'è stata anche la doppietta in quell'incredibile 6-6 contro l'Atletico Nissa alla 10ª giornata. Poi un'altra doppietta per lo Iacono nella gara di andata, però contro il Visser. Qui il Real Palermo conquistò la prima vittoria di questo campionato, una vittoria che poi è ritornata dopo 3 giornate. Qui non si sono fatti punti, e poi il pareggio con l'Atletico Nissa, che ha dato il 7° punto, la squadra che non vince da 4 partite dopo la sconfitta nell'ultima giornata. Ufficialmente raggiunto, ufficialmente entrata in una striscia negativa, la peggiore di tutta la stagione, con il solo punto conquistato nelle ultime 4 partite. Pallone profondo verso Mamone, tenta il sombrero, anche il colpo di testa, gli scambi in aria con il tocco di Giuseppe Ferrara a liberare. Mamone stava andando fino in fondo, nuovo cross di Calvaruso, colpo di testa. Altro salvataggio del Real Palermo con Nawanaj, pallone in mezzo, ancora Nawanaj. Giuseppe Ferrara alla fine affida ad Aiosa. Il Cus insiste. Nuovo cross di Fucile, da solo c'è Falanga, dall'altro lato cerca di alzarla contro Costa. Voleva il calcio di rigore, ma niente da fare. Giuseppe Ferrara cerca di andare avanti, ma trova Mamone davanti a lui. Mamone gira. Lo scarico per Favata, che apre il pallone a Calvaruso, cross in mezzo, deviazione pericolosa, occhio al sinistro, potente di Favata. Questo che rimane con costanza nella metà campo del Real Palermo. Il pallone dato dietro da Montalbano, si cerca lo Iacono che lotta contro Capizzi, si prende la rimessa laterale. Fa salire Giuseppe Ferrara per la battuta. Aspetta un altro po' prima di proseguire. Adesso sì, con Montalbano, pallone girato dietro da Nawanaj, si cerca in fascia d'Anna, troppo lontano il passaggio, poi qualche spallata anche con Giannone. Battuta la rimessa come da pronostico. Il Cus Palermo fa la partita. Con una vittoria oggi la situazione sarebbe questa: Cus Palermo 33, Trapani 32, in cima alla classifica con
entrambe le squadre che giocano lo stesso numero di partite. Pappalardo è rimasto a terra, si è continuato a giocare con leggerezza per un po'. Si rialza Manfredi Pappalardo. Dalla panchina del Real Palermo viene suggerito di non avere fretta, mettere palloni in mezzo all'area. Data l'attenta difesa del Cus Palermo, pallone che ritorna adesso a Procida. Capizzi verso Favata, un po' in difficoltà, pressato immediatamente. Occhio a questo pallone lasciato un po' incustodito, stava arrivandolo verso Favata. Lancio lungo, interviene Nawanaj. Altra difesa del pallone da parte di Calvaruso, che lancia Falanga in fascia. Falanga con velocità, si inseriscono tutti i cross in mezzo. Dall'altro lato c'è il traversone nuovo, Mamone l'alza ancora, colpo di testa a liberare, interviene anche Calvaruso nel tentativo di tiro, pallone sullo stretto con il tiro che arriva adesso con il sinistro centrale, ci ha provato Calvaruso, azione insistita del Cus Palermo. Lancio lungo, ci arriva a Falanga a sfidare Giuseppe Ferrara, arriva il cross, colpo di testa di Nawanaj. Altra alzata di Favata, ha preso una botta al momento del tiro. Nuova sfida e nuovo sorpasso, cross in mezzo, la va a prendere Polonia. Inserimento di Ivan Fucile. Modica in avanti con il colpo di testa di Arena. Lo Iacono la salva, la gira, ancora lo Iacono che cade però giù. Arena la rimessa lunga, pallone salvato alla fine da Falanga. Aiosa gira tutto per il tocco alla fine di Giannone, la smista Calvaruso e allora corre Castronovo, ancora Castronovo a puntare Costa, Castronovo cross in mezzo su Polonia. Riparte in velocità il Real Palermo che ha spazio con Modica che sale un po'. Lo Iacono si accentra, trova però sulla sua corsa Favata. Falanga gira da Castronovo. Castronovo in profondità verso Capizzi. Prima, poi Favata. Andato a rincorrere questo pallone. Il salvataggio di Fucile per una nuova ripartenza. Cus Palermo in pieno controllo del gioco. Sorpassata già la prima metà di primo tempo, 1-0 con il gol segnato da Fucile al 7° minuto. L'intervento a prendere un altro possesso, Fucile rincorre
contro la copertura di Aiosa, che salva. Aiosa poi la porta avanti, lamenta anche una trattenuta fucile. Il tocco di Loiacono, uno tra i più propositivi in casa Real Palermo. Non salvato il pallone da Paolo Danna. Nuova rimessa, però il Real Palermo conquista nuovamente il possesso. Modica, palloni che restano in quella zona di campo, alzati più volte. L'intervento di Giannone non perfetto, perché lui va avanti ma il pallone resta lì. Danna allarga per Costa contro Castronovo, il traversone tentato da Costa, è uscita fuori una cosa debole. Il rilancio di Capizzi verso Mamone, superato nella protezione del pallone da parte di Aiosa. Allora Favatta, indicazioni di Rao per Mamone sui movimenti da fare contro i difensori avversari. Giannone contro l'altro 2 Costa. Giannone vede l'inserimento di Fucile, Fucile però corre in avanti un po' di più. Modica per l'alzata di Costa, pallone che rimbalza giù. Nuova alzata con Loiacono e Arena a contendersi il possesso. Alla fine le va via il CUS Palermo. Altra proposta piuttosto imprecisa. Il passaggio lungo dalla rimessa di Arena, si ritorna indietro con il pallone rincorso da Loiacono, colpo di testa di Capizzi, c'è ancora Loiacono che vince il rimpallo. Loiacono a sfidare 2 avversari, vince il rimpallo, non il terzo, con Capizzi che è intervenuto lui. Falanga verso Mamone, gira troppo, pallone sbagliato che arriva alla protezione di Danna su Calvaruso. L'appoggio di Loverso, di nuovo verso Costa, pallone rimbalza a terra, rincorso nuovamente da Loverso. Adesso Danna, qualche screzio con gli avversari, il chiarimento tra Loverso e Giannone. La battuta di Costa, interviene Castronovo, ancora Costa, salta Fucile, finisce per cadere a terra. Fucile in protezione contro Nawanaj. Rimessa a Kus. Fucile va lui, poi si scontra con Aiosa, pallone buono, ancora Fucile all'interno dell'area, il servizio verso Mamone, pallone messo in fallo laterale. Pallone che stava diventando pericoloso. Mamone però
non era in zona giusta per poter calciare. Soluzione provata spesso dal Cus Palermo, quindi palloni messi in mezzo da sinistra. Rimessa laterale, battuta discretamente lunga, tentato la sponda, Fucile, ed è calcio d'angolo con una deviazione conquistata. Va Falanga che chiama lo schema, pallone in mezzo, colpo di testa a liberare di Nawanaj, tentativo provato da Arena, il Real Palermo spazza, insegue lo Iacono, pallone ancora dalle parti di Favata che la alza, Nawanaj per un altro controllo verso i compagni che non arriva. Allora Castronovo apre, altra avanzata di Calvaruso, traversale dentro, il tocco verso il secondo palo, Fucile ce l'ha lì soltanto per l'aggancio, che anche questo non è stato abbastanza buono. Il pallone è arrivato un po' all'improvviso. Regali su regali per la squadra di Rao. Favata, cross dentro, colpo di testa a liberare di Nawanaj, ci aveva pensato anche Vincenzo Acquisto e si ritorna dietro. Favata da Pappalardo, Capici, lo stacco di testa di Aiosa, ancora Favata, altra apertura, altra corsa di Giannone, c'è anche Calvaruso, si allunga il pallone con la testa, mette in mezzo Aiosa, controlla con il petto, il pallone spazzato sopra la panchina del Real Palermo. Aspetta Fucile, prova ad alzarla contro Aiosa, che quella passa all'indietro, ma non per i compagni, che recuperano comunque con questa avanzata. Scarico di Lo verso dietro da Giuseppe Ferrara. Falanga in mezzo a tanti avversari, ancora Falanga, vuole crearsi lo spazio per tirare. Falanga esce fuori, ma non di moltissimo. Pallone spazzato via da Aiosa, colpo di testa di Favata, la prende Castronovo, largo da Falanga, ancora Castronovo, ce l'ha al limite al sinistro di Castronovo e Polonia in calcio d'angolo. Bel tentativo di Castronovo e calcio d'angolo. Stava optando per la battuta corta, pallone in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore. Altra proposta di Calvaruso in mezzo per il destro, girata, provato da Capici. Fucile, lamenta un tocco da dietro Castronovo per Capici, ha un po' di spazio per andare avanti, serve lungo la sua linea. Fucile, ancora Fucile, sinistro piazzato che va oltre la traversa, anche questa stava finendo dentro. 3 occasioni in
2 minuti praticamente per il Cus Palermo. Molto interessante questa qui di Fucile. Non c'era tanto spazio, ma lui lo ha trovato facendo viaggiare il pallone. Falanga in mezzo, riceve Fucile, spalla alla porta, scarica per Castronovo. Castronovo morbido per Polonia. Il rinvio di Andrea Polonia, portiere del Real Palermo, ex Ciccio Galeotto. Arena verso Mamone, ancora Arena, finta nel traversone e si ritorna da Favata. Castronovo in avanti verso Mamone, prima di lui Aiosa. Fucile, insiste il Cus Palermo. Nuovo scarico verso Giannone, pallone dietro, Castronovo dalla distanza. Questa però va a finire larga sul fondo. Nawanaj verso Costa, va a pressare però il Cus Palermo con Calvaruso, se la porta avanti. Niente per quanto riguarda la punizione, c'è soltanto calcio d'angolo. Cus Palermo che in un modo o nell'altro guadagna la nuova opportunità. Parte il sinistro in mezzo, colpo di testa di Falanga alto che finisce fuori. Lancio lungo, la gestione del Real Palermo. Lo verso versato, voleva i movimenti di Paolo Danna. Pallone che rimane in mezzo al campo, lanciato lo Iacono, anticipato però. Contrasto pulitissimo da parte di Loverso, passaggio verso lo Iacono, vince il rimpallo davanti Procida. Lo Iacono è centrale, presa bassa per Stefano Procida, l'occasione anche per il Real Palermo. Pallone lungo di Calvaruso, se la chiama Polonia. Nuovo lancio lungo con l'appoggio di Arena, ma fuori. Giuseppe Ferrari, il tacco alla fine a se stesso di Modica, con il pallone lanciato verso Procida. Capici verso i movimenti delle punte con Falanga che aveva provato ad agganciare. Adesso un'altra rimessa con la battuta di Arena. Sempre Aiosa a spazzare via Modica, poi nel duello con Mamone, passaggio in avanti Arena, triangolo verso Mamone che tenta il destro al volo, nonostante l'avversario davanti, sempre il capitano del Real Palermo Aiosa.
Nawanaj arriva lo stesso verso Costa, che si prende la rimessa. Danna prova a girarsi, Vincenzo Acquisto, senza fare un granché. Allora Falanga la lascia lì, insiste nel recuperare in caso arriva Arena. Punizione presa però da Cristiano Falanga. La punizione che verrà battuta tra poco da Cristiano Falanga. 3 in barriera per Polonia. Parte Falanga in mezzo, colpo di testa di Aiosa, poi sul secondo palo l'opportunità per Mamone. Non però verso lo specchio della porta. L'appoggio, poi la volontà di calcio d'angolo di Fucile. Non ottenuto però dall'attaccante delle Cus. Rimangono 5 minuti prima della fine del primo tempo. Sempre 1-0. Fucile recupera palla contro Modica, poi scarica dall'altro lato. Altre finte di Calvaruso che si inserisce, il tocco verso il proprio portiere da parte di Montalbano e tutto si risolve. Polonia va a lungo, colpisce di testa Castronovo, la alza Costa. Altra staccata di Calvaruso. Il Cus Palermo ritorna a gestire al proprio pacchetto difensivo. Pappalardo. Avversario superato da Calvaruso, prova a mandare avanti Giannone, che ci ha creduto soprattutto nello sprint finale, prima che il pallone uscisse fuori. Ma niente da fare anche in questo caso. Spinge veramente tanto su quella fascia il Cus Palermo. Recuperatore di palloni invece Andrea Castronovo. Questa volta però ha dovuto subire, nessun problema. Scarica da Pappalardo. Rao chiede ai suoi di velocizzare questo gioco. Il pallone rimane nella propria metà campo, adesso supera la linea di centrocampo. Il passaggio di Calvaruso verso Castronovo, che cade un po' in maniera leggera. Allora tutto riparte da Polonia, che appoggia da Nawanaj. Aiosa, pallone verso il centro, intercettato da Favata. Lo salva, è un tacco però per Giuseppe Ferrara. Allora lo Iacono, lo scambio con lo verso, ancora lo Iacono, corre a vuoto perché c'è il recupero parte di Gaetano Favata, capitano del Cus Palermo. Avanza Pappalardo, lo va a disturbare Loverso per il recupero del pallone. Loverso cade anche a terra, ci riesce a passarla dietro da Montalbano. Allora il Real Palermo avanza con Costa, tenta la sponda di testa Modica. Il pallone torna da Procida,
li vuole su il portiere del Cus Palermo. Pallone regalato a Vincenzo Acquisto, poi riconquistato nuovamente. L'aggancio di Falanga. Traversone lungo verso Mamone, aggancio in area, Mamone se la sistema, il tocco decisivo di Navo Anagia, ancora Polonia. E il pallone finisce fuori dalla portata del Cus Palermo. Nuova opportunità, ma il pallone rimane vivo. Falanga cerca di puntare Giuseppe Ferrara, ancora Falanga. Ferrara gli sta addosso, alla fine Falanga lo supera. Cerca di aggirare anche Vincenzo Acquisto. Si va in fascia per Giannone e il suo cross. Attenzione perché stava finendo dentro. Ma invece oltre la traversa, la cross di Antonino Giannone. Richiamato subito da Rao a bordo campo. Non riesce al colpo di testa il Real Palermo con Loverso. Allora nuovo giro palla, ma c'è la fine del primo tempo. 1-0 Cus Palermo con la rete segnata da Fucile al 7° minuto. E il Cus Palermo a fare la partita. Diverse opportunità, diverse occasioni con Fucile e Mamone in attacco per la squadra di Irao, che stanno tentando il più possibile anche un'opportunità per il Real Palermo, con lo Iacono che ha superato un paio di avversari, però il tiro da parte del bomber del Real Palermo a quota 10 reti è stato centrale, basso, raso terra per Stefano Procida tra i pali. E ci risentiamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di Cus Palermo Real Palermo Under 18.
Secondo tempo di Cus Palermo Real Palermo Under 18 Sicilia 2021-2022, la 14ª giornata, 1-0 dopo il primo tempo, primi 45 minuti il gol di Ivan Fucile al 7° minuto che ha portato avanti la formazione di casa che ha dominato lungo la prima frazione di gioco. Real Palermo più di ripartenza, anche se un'opportunità c'è stata con il bomber lo Iacono alla fine centrale per il portiere Procida. Non ci sono cambi per questa ripresa, sicuramente ovviamente ce ne saranno a partita in corsa. Andiamo a fare un recap delle due formazioni. Cus Palermo con il 4-4-2 con Procida in porta, in difesa c'è Arena, Capizzi, Pappalardo e Giannone. A centrocampo il quartetto con Calvaruso, Favata, Castronovo e Falanga, mentre in attacco c'è la coppia composta da Fucile e Mamone. Cus Palermo che proprio in questo momento guadagna un calcio d'angolo, c'è Falanga alla battuta, seguiamo l'azione con il cross in mezzo, il tocco dietro e il pallone che viene messo fuori. Ci aveva provato a metterla nell'area piccola Calvaruso. Cus Palermo rimane in avanti, risponde il Real Palermo con il 4-3-3 con Polonia in porta, Costa, Nawanaj, Aiosa e Giuseppe Ferrara in difesa, Vincenzo Acquisto, Modica e Montalbano centrocampo. Attenzione adesso a Vincenzo Acquisto che prova a far ripartire l'azione per i suoi. In attacco invece per il Real Palermo ci sono Danna, lo Iacono e lo Verso. Rimessa Cus con la battuta di Giannone. Mamone pressato sullo stretto, la va a prendere Calvaruso che sfida Nawanaj che riesce a uscire palla al piede ma la passa a Giannone, li protegge sull'attacco di Danna. Stavolta la rimessa è per il Real Palermo. Costa verso il centro del campo, attenzione allo Iacono, verso il pallone recuperato da Favata, dietro da Pappalardo, il passaggio verso Calvaruso, intercetta Costa che gira lo Iacono, il controllo con il petto, anticipo rispetto all'avversario, poi il tiro di lo Iacono deviato fuori e calcio d'angolo per il Real Palermo. Va lo stesso lo Iacono a battere parte del suo pallone altissimo, colpo di testa che non c'è, attenzione al destro sul primo palo, fuori di Alessandro Loverso. La sveglia ai suoi Mattia Rao, l'allenatore della Cus Palermo. La prima occasione della ripresa è per la squadra ospite con il tiro sull'esterno della rete di Loverso. Pappalardo conduce, serve centralmente, Male cerca di rimediare, il pallone ritorna a Modica, aveva cercato il passaggio per lo Iacono, un po' difficile,
Altro pallone in avanti. E c'è un cambio pronto per il Real Palermo. È pronto ad entrare Salvatore Locà, che doveva partire titolare al posto di Giuseppe Ferrara. All'inizio viene richiamato invece Vincenzo Acquisto. E dunque il primo cambio è questo. Ingresso di Salvatore Locà. Mamone. Castronovo verso Giannone, che va a rincorrere il pallone. Nawanaj. Rimessa Cus con Giannone, cerca un movimento con le fucile in area, recupera tutto. Alla fine Calvaruso la alza ancora di più, il tocco per Calvaruso che si inserisce, ancora Calvaruso la mette sul secondo palo e raddoppia per il Cus Palermo. 2-0. Il gol di Emanuele Calvaruso. Ed è il raddoppio ai Cantieri Navali. Il passaggio provato dall'Overso per i suoi, non riesce. Allora 2-0 Cus Palermo, con il gol di Calvaruso, lanciato ancora una volta in fascia. Riceve adesso, la ferma contro Costa, tenta una sorta di elastico anche in caduta, ma la peggio nel duello. Il passaggio di Costa verso Modica, sbaglia però l'intensità verso lo Iacono. Passaggio lungo la fascia verso Favata, che mette in mezzo, tocca Locà, c'è Mamone, Locà ancora di testa, cadono a terra i due, ma si continua per il tiro al volo di Favata, che finisce abbondantemente sul fondo, ma Locà e Mamone si sono scontrati. Gioco fermo. Con Locà che si rialza in questo momento, mentre Mamone con la 72 oggi alle spalle deve avere qualche momento in più. Tutto ok per Salvatore Locà, che va a parlare con il capitano Iosa. Palermo che ha segnato il gol del 2-0 con Calvaruso, che così sale a 4 reti in campionato, ha segnato un gol e poi lungo il campionato è restato a secco per le 3 partite successive. C'è stata sempre questa sequenza: gol e 3 partite a secco, gol, 3 partite a secco, gol e 3 partite a secco. Adesso il quarto gol, una frequenza abbastanza particolare per Calvaruso. Castronovo verso Mamone, campo aperto per l'attaccante della Cus che si deve fermare. Mamone scarica verso Falanga, sinistro, un po' piazzato, la mantiene lì Polonia.
e la prende senza problemi. Loca cerca il passaggio, arriva, l'azione si spegne subito dopo il pallone passato da Modica. Kus che ha trovato sì il secondo gol, come è successo anche nelle scorse 2 partite. La vittoria nella scorsa partita contro il Costa Gaia Adelcam e anche il precedente successo sempre in trasferta, ma contro il Cinisi. Attenzione a Favata che rientra sul sinistro, il pallone verso Fucile, limite, nuovo scarico, la prende Falanga, la finta sullo Iacono, ancora Falanga, si accentra sempre di più, poi il sinistro finisce anche questo sul fondo. Resta in attacco il Cus Palermo che assapora il primo posto in classifica. Loca gira verso la fascia, pallone impreciso però per Danna. La rimessa di Giannone, pallone preso da Mamone che supera l'avversario, ancora Mamone in area di rigore, non c'è nessun fischio dell'arbitro Alberto Bonamonte di Palermo, è tutto regolare. In diverse circostanze il Cus Palermo ha provato la conquista del calcio di rigore. Adesso Mamone viene lanciato, ancora Mamone, c'è il tiro verso l'incrocio più lontano, anche questo è impreciso però. Cinquantottesimo, 2-0, il tocco di Arena verso Fucile contro i 2 avversari, Giuseppe Ferrara e Aiosa. Altro colpo di testa di Falanga, però con fischio dell'arbitro. 14ª giornata di campionato che si è aperta con la sfida tra Cinisi e Casteldaccia. C'è stato il pareggio per 1-1. Partite per turno dopo l'esclusione del Petralia Sottana sono diventate 4 invece di 5, con una squadra che riposa per ogni giornata. Tocca al Trapani che in teoria doveva sfidare il Petralia Sottana, poi c'è stata la rinuncia al campionato in corso. Aveva fatto 8 gol il Cus Palermo alla squadra delle Madonie per completare il programma di questo weekend, questa sfida tra Cus Palermo e Real Palermo, mentre domani alle 15 le ultime 2 partite tra Costa Gaia Adelcam e Atletico Nissa, tanto l'uscita di Polonia, quindi il fallo di Mamone, e poi c'è anche la partita tra San Vincenzo de Poli e Visser, che si è giocata prima di questa, in cui il Visser ha trionfato. Rimane a terra il portiere del Real Palermo, Andrea Polonia. Real Palermo che non ha un sostituto tra i pali. In panchina ci sono soltanto Oscaino, Michele Acquisto e Di Miceli.
mentre per il Cus Palermo un po' di riserve in più con il secondo portiere Marco Addotto e poi Pupillo, Quadio, Galatolo e Ferrara. Un uomo in più da inserire per il Cus Palermo, anche perché c'è stato il cambio lato Real con l'ingresso di Salvatore Locà per Vincenzo Acquisto. Si chiede l'intervento della panchina per Andrea Polonia. C'è anche l'aiuto di alcuni giocatori della Cus Palermo che lo hanno accompagnato fuori. Vedremo un po' come sarà la situazione. Per il portiere del Real Palermo che torna regolarmente in campo. Altro spray. Sembra essere all'altezza della caviglia destra. E dunque sospiro di sollievo per gli ospiti con la ripresa del gioco. Eccolo qui il pallone anche toccato dallo stesso portiere. Aiosa lungo a trovare Loverso e poi passaggio dietro di Favata per Procida. Papalardo verso Calvaruso. Calvaruso, passaggio verso l'interno dalle parti di Castronovo che gira tutto fucile. Era in zona. Altra apertura. Sempre in fascia con il controllo di Giannone. Castronovo Locà prova a rubargli il pallone. Se la cava però Castronovo, il passaggio però è sbagliato. E allora Loverso può girare in fascia da Loiacono, sinistro di Loiacono, si distende Procida, il pallone esce di poco. Occasione Real Palermo, forse la più pericolosa. C'è cambio per il Cus Palermo. Esce Calvaruso, entra Galatolo. Doppietta nell'ultima partita in casa per Giorgio Galatolo. Con la maglia numero 82. Loiacono in mezzo, stacca Papalardo a liberare, Nawanage sinistro alto per il centrale del Real Palermo. Nuovo cambio, stavolta per gli ospiti. Esce Danna, entra Michele Acquisto, che durante il primo tempo ha fatto il guardalinee di società.
non cambia nulla per il Real Palermo, con acquisto che va a prendere il posto di Danna sulla destra nel fronte offensivo. La salita tentata da Montalbano, apertura verso lo Iacono, prolunga Arena, la prende comunque lo Iacono, cerca di girarsi contro Arena, che però è sempre lì. Il passaggio, la gamba alzata, e c'è anche il fischio dell'arbitro. Punizione per il Real Palermo, con Paolo Lo Iacono a battere e tutti in mezzo. Pallo Iacono in mezzo, colpo di testa di Pappalardo sulla traversa, con rischio autogol. All'indietro ancora il Real Palermo. Ancora lo Iacono in mezzo, la prende il capitano Aiosa, che stava andando al tiro quasi al volo. L'arbitro intanto deve intervenire, esce il giallo nei confronti di Loca. È il primo ammonito della partita. Forse qualche parolina di troppo per Loca, anche come detto dalla panchina del Real Palermo. Pensa a giocare, è il messaggio. Galatolo subito in avanti da Falanga, traversone in mezzo, il tocco di Mamone, spalla alla porta, Mamone sul sinistro, Mamone, 3-0 Cus Palermo. E partita ancora più chiusa. Segna ancora dopo il gol al Costa Gaia Adelcam, il 3-0 del Cus Palermo, che sale ancora di più con 12 reti in questo campionato. 3-0, la rete di Mamone al 68esimo. Galatolo salta di testa, prova a recuperare ancora il subentrato in casa Cus, che oggi per esempio sulla fascia destra per quanto riguarda la difesa deve fare a meno di Gabriele Parisi, un infortunio che ha permesso a Flavio Arena di iniziare la partita dal primo minuto. Falanga, cross in mezzo, attraversa tutta l'area, il pallone arriva da Favata che incrocia Polonia. La salita del Real Palermo, lo Iacono. Serie di contrasti con lo Iacono, volenteroso a riprendere il pallone. Per la squadra ospite comunque in un certo senso un risultato importante, un passivo importante più che altro, perché il Real ha subito sconfitte pesanti. Per esempio c'è stato il 15-1 contro il Trapani. Per esempio nelle prime due partite di campionato la squadra oggi in maglia nera ha
fatto soltanto 3 gol, ne ha subiti 21 tra Atletico Nissa e Casteldaccia. Galatolo apre verso Mamone, un po' troppo lungo il pallone. Real Palermo che ha subito di meno nelle ultime 2 partite contro Casteldaccia e Visser. Un passivo che comunque si è sempre calmato durante il corso del campionato. E nonostante le sconfitte pesanti, almeno un gol. Squadra allenata da Pagliaro è riuscita sempre a farlo, tranne però con il match in trasferta a Casteldaccia. Un 2-0 secco. Intanto Falanga si inserisce, ancora Falanga, serie di finte, poi cade con il pallone che gli rimane lì. Galatolo cercato di fermare Costa, ci riesce Falanga. Falanga, il tocco per Fucile c'è. Allora Fucile in mezzo alle linee, in mezzo agli avversari. Fucile scarica verso Mamone che la prende lo stesso. Il tocco di Mamone finisce in porta. Il gol di Attilio Mamone, doppietta. Arrivato con qualche fortuna l'abbraccio con Fucile che gli ha fatto arrivare la sfera. 4-0 per il Cus Palermo al 72esimo. Cambi per il Cus Palermo, entrano Ferrara e Quadio al posto di Favata e Pappalardo. Sempre buone partite le loro. Quadio, primo pallone per lui, allargato però con Costa, adesso Locca. Tanti contrasti, lancio in aria, a voler recuperare, salta ancora Costa, a duello contro Mamone, gambe larghe, alla meglio del giocatore del Real Palermo. Sale Costa, gira però, poi in maniera precisa dallo Iacono che recupera i metri indietro, vince anche il contrasto in mezzo a 3 avversari. Lo Iacono scatta, ancora lo Iacono, ce l'ha sempre lui, traversione dentro, il colpo rimediato da Capizzi, quello del pallone. Castronovo stava per fermare Locca, alla fine si va da Giannone, in avanti Mamone ad inseguire Castronovo, in avanti la prende Aiosa che esce palla al piede, a scivolata di Loverso, non molto fortunato oggi l'attaccante centrale del Real Palermo. Ha avuto una chance però buttata sull'esterno della rete. Prova ad andare il nuovo entrato Davide Pupillo, entra anche lui in casa Cus, è uscito Fucile. Questo è stato il terzo cambio
per Rao. Fatto poco fa. Intanto il destro al volo con Polonia che risponde sul tentativo di Capizzi. Galatolo ripropone, c'è Mamone da solo davanti alla porta, Mamone davanti il portiere, Mamone lo sfida e mette dentro il gol del 5-0. Plus che dilaga, Mamone che realizza la tripletta personale. La seconda in stagione. La prima fu contro il Petralia Sottana, poi giustamente annullata perché il Petralia ha abbandonato il campionato. In quelle partite di quella squadra e contro quella squadra vengono automaticamente annullate assieme ai punti in classifica. E dunque è la prima tripletta di Mamone in stagione in maniera, diciamo, formale. Luca chiede palla a Costa, largo a destra, riceve, la alza contro Falanga, poi l'appoggio, tocco dietro e nuovo recupero. Al Palermo che aveva ben resistito per quanto riguarda i gol subiti, adesso ne stanno arrivando però con il Cuspa Palermo avanti sul 5-0. Mancano più di 10 minuti alla fine, risultato già acquisito, si poteva intuire anche durante il primo tempo in cui non c'è stata veramente partita. Il Real Palermo ha avuto qualche chance in più anche con lo Iacono, in cui Procida si è dovuto distendere. Galatolo, contrasto, si inserisce Quadio, poi spazza via Nawanaj. La rimessa laterale battuta, il pallone scorre con Pupillo che lo va a rincorrere, ha effettuato alla fine il traversone mezzo all'area. Castronovo propone verso Falanga, colpo di testa, la prende Giannone, sfida Michele Acquisto, lo supera ancora Giannone, cross basso dentro il palo di Mamone che si dispera dopo il legno colpito. Potevano essere 4. Stavolta sì, per la primissima volta in stagione, niente da fare. Lancio lungo con il pallone non preso da Luca. Non trovato dal compagno. Tra pochissimo ci sarà un altro cambio per il Real Palermo, viene effettuato adesso con l'uscita di Giuseppe Ferrara e l'ingresso in campo di Di Micheli. Sponda di Mamone in avanti, altro colpo di testa di Loverso, la prende Galatolo in mezzo alle linee, ancora Galatolo gira da
Falanga, c'è il sinistro che viaggia, però alla fine arriva tra i guanti di Polonia. Entrati gli ultimi 10. Recupero del Cus Palermo con Pupillo, mette fuori Aiosa di forza, Quadio perde palla, stava per smistare, ha perso il possesso. Attenzione allo Iacono che prova a sfidare Capizzi, ancora lo Iacono, Capizzi cerca di proteggere lo Iacono, si gira bene e lo fa fuori. Lo Iacono contro Quadio, Capizzi rimedia mettendo in calcio d'angolo. Ci prova il Cus Palermo a difendere questo calcio d'angolo battuto da lo Iacono. In mezzo all'area, colpo di testa che non arriva, interviene anche Costa. Si deve girare lo verso per tirare, trova subito i difensori a respingere. Pallone rincorso da Giannone, se lo allunga contro la pressione di Montalbano, ma l'arbitro fischia fuori gioco. Lancio lungo sempre verso Mamone, prova a superare il portiere Mamone, il tocco di Polonia decisivo per la deviazione in calcio d'angolo. La deviazione col piede da parte del portiere del Real Palermo. Mamone ne vuole altri, ha colpito un palo poco fa. Calcio d'angolo, Cus Palermo battuto corto. L'arbitro deve essere aspettato. Adesso si può andare. Costa liscia nel colpo di testa. Interviene Castronovo, diventato capitano dopo l'uscita di Favata. Adesso Falanga guadagna un altro tocco fuori. Tutta più lunga sul secondo palo, stacca Capizzi, o almeno ha provato a farlo. Nawanaj a mettere via. Il controllo di Michele Acquisto in avanti verso lo verso. Scusando un po' il gioco di parole. Ferrara fuori. Costa la trattenuta su Galatolo. E punizione per la squadra di Rao. Sta scendendo in questo momento una leggerissima pioggia. Ovviamente i ragazzi in campo sperano che non aumenti. Il campo potrebbe peggiorare a livello di condizioni, praticabilità. Mamone finta il cross, adesso lo effettua, pallone che va verso Quadio, che manca al poco al colpo di testa. Non con gli occhi dritti sul pallone. Quadio ha sfiorato anche lui il gol. Giannone in anticipo su Michele Acquisto, ma con il fallo commesso. Si chiede un po' di fretta nella battuta.
va a Costa. Ferrara può gestire liberamente. Passaggio in avanti con Falanga e Mamone in zona. Mamone gliel'aveva lasciata apposta. Io ho detto al compagno vai tu, io mi inserisco centralmente. Passaggio alla fine che si è rivelato un po' troppo lungo. Quadio la mette a terra, aggira Giuseppe Di Micheli, poi però sbaglia a calibrare il passaggio verso Arena. Cus Palermo che avrà una trasferta difficile nel prossimo turno contro l'Atletico Nissa, squadra fastidiosa che naviga in zona playoff. Sarà un big match dato che è la terza forza di questo campionato Under 18 Sicilia. Qui il cartellino giallo estratto dall'arbitro verso Modica. Mentre il Real Palermo avrà altrettanto una sfida difficile, ma ancora di più, dato che si parla del Trapani. Punizione Cus Palermo dopo la munizione di Modica. Parte la battuta in mezzo, Mamone sul secondo palo, stacca bene e mette a segno il poker personale. 6-0 Cus Palermo. Ancora un altro gol di Attilio Mamone, che sale sempre più in cima nella classifica marcatori. Sei a 0, risultato veramente ampio. Navanaj cerca di lottare, la prende Ferrara, cross lungo verso Pupillo, un po' schermato da Loca. Il pallone cerca di essere salvato per evitare il calcio d'angolo. Infatti succede proprio questo con il lavoro di Loca. Così il Cus Palermo dopo questo pomeriggio supera anche i 50 gol fatti in campionato. Di preciso va a 51. Partiva dai 45 più 6 va a 51. Mentre è una situazione al contrario praticamente per il Real Palermo, che partiva da 69 gol subiti, oggi va al momento a 75. Tanto il Cus insiste ancora con Giannone fino in fondo, traversone, l'ennesimo della partita, il pallone arriva a Quadio, non c'è nessuno che ha tirato. Quadio la lascia Falanga sul sinistro, Falanga potente, risponde Bologna, Mamone sotto la traversa e c'è un altro gol di Attilio Mamone, un po' come ai tempi dell'Under 15, 7-0. Non si sta fermando più il bomber del Cus Palermo. 7-0. Sono 13 gol in campionato
16 in pratica, con la tripletta al Petralia Sottana che ha abbandonato tutto. Fischia l'arbitro 3 volte, finisce qui la partita, con la partita vinta dalla Cus Palermo 7-0 contro il Real Palermo. Decisivo Attilio Mamone, assoluto protagonista, con 5 gol a segno, tutti segnati nel secondo tempo. Eppure il primo si era concluso con il risultato di 1-0. Eccolo qui, Attilio Mamone, che va sempre a gioire sempre di più con la maglia numero 72, che oggi gli ha portato fortuna. Le altre reti di Fucile e Calvaruso, rispettivamente al 7° e al 51°. Mamone ha segnato al 68°, al 72°, al 75°, all'87° e all'89°. Questa è tutta la sua timeline del pomeriggio, e sale così in classifica marcatori a 13 gol, come detto 16 se vogliamo contare anche la tripletta all'escluso ormai Petralia Sottana. Una vittoria secca della Cus Palermo 7-0, un'altra sconfitta pesante invece per il Real Palermo. Siamo un po' nella via di mezzo, perché il Real Palermo aveva subito anche sconfitte più pesanti. Parlavamo del 15-1 in casa delle Trapani, ci fu anche un 8-1 in casa contro il Costa Gaià del CAM, per non parlare poi dell'11-1 in casa dell'Atletico Nissa, del 10-2 contro il Casteldaccia, anche lo stesso 9-1 subito dal Cus Palermo all'andata. Oggi 7-0, la seconda volta in stagione che il Real Palermo non riesce a segnare nemmeno un gol. Si era riuscito a farlo contro il Visser nella scorsa partita con lo Iacono. Oggi non ha avuto modo di segnare, aveva avuto una striscia abbastanza positiva lo Iacono, con 6 gol in 5 partite. Nelle ultime 2 invece ha segnato soltanto una volta. Prima di questo pomeriggio la striscia senza segnare si allunga, ma tutto ciò comunque non basta per il Real Palermo, assolutamente sì per il giocatore singolo, ma per la squadra serve altro. Le esultanze, le foto di rito per il Cus Palermo Under 18, che così si prende la testa della classifica di questo campionato, va a 33 punti. Trapani scavalcato che resta a 32. Entrambe le squadre hanno lo stesso numero di partite giocate. La squadra di Rao ha approfittato alla grande del riposo della squadra granata e adesso si può godere il primato in classifica. Lo stesso gruppo lotterà per il primato anche nel campionato Under 19 nel girone A palermitano. Cus Palermo che affronterà in trasferta l'Atletico Nissa sabato prossimo alle ore 15. Lo stesso sabato, quello della prossima settimana, il Real Palermo 2 ore più tardi affronterà il Trapani. È tutto dal centro sportivo Fincantieri. Il Cus Palermo ha battuto per 7-0 il Real Palermo, parlando del campionato Under 18 Sicilia. Grazie dell'attenzione, un saluto da Salvo Geraci.